I Port Days 2024 rivolti alle città portuali venete si terranno da venerdì 4 ottobre a domenica 6 e consisteranno in innumerevoli iniziative che possono coinvolgere i cittadini di tutte le età. In Veneto le attività saranno promosse dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e rappresentano un momento in cui i porti si aprono al pubblico. La rassegna è patrocinata dai comuni di Venezia e Chioggia e oltre ai porti di queste due realtà interesseranno anche il porto di Marghera e si svolgerà quindi in 3 giornate. Le giornate si focalizzano sull'inclusione, saranno infatti aperte a tutti e tutti gli attori della quotidianità portuale si adopereranno per lo svolgimento delle iniziative aperte al pubblico. Tutti a bordo quindi e a bordo saliranno una trentina di partner tra istituzioni, enti, associazioni marittimo-portuali e cittadine, il cui compito sarà far conoscere le professioni che hanno la loro centralità nel mare. A Venezia il 4 ottobre sarà allestito per la prima volta un villaggio portuale nel waterfront di Santa Marta, con aree che saranno dedicate a varie attività, anche sportive, oltre che ludico-ricreative, dedicate a piccoli studenti, mentre gli studenti delle scuole superiori visiteranno in barca le aree portuali. Ci saranno anche spazi dedicati a Marco Polo, visto l'importante ricorrenza dalla sua morte, 700° anniversario. Sabato 5 ottobre si terrà presso la Darsena alle Saline un incontro di presentazione delle carriere percorribili nel settore marittimo portuale, destinato agli alunni delle classi quarta e quinta superiore. Nell'occasione l'associazione Remiera Chioggia farà provare ai ragazzi la voga alla veneta. Gli studenti dei primi 3 anni delle superiori invece potranno visitare la Capitaneria di Porto di Chioggia, dove sarà illustrato il lavoro che viene svolto. Una caccia al tesoro nel primo pomeriggio coinvolgerà tutti gli studenti partecipanti, mentre la Capitaneria di Porto rimarrà aperta al pubblico con ingresso libero. I vincitori della caccia al tesoro saranno premiati in serata all'Auditorium, dove si terrà un incontro in cui si celebrerà l'importanza del mare nella vita e nell'economia della città. Il 6 ottobre i Port Days si concluderanno a Marghera, dove si potrà approfittare di un tour in barca lungo le banchine portuali offerto al mattino e ai tour guidati presso la Venezia Heritage Tower che saranno invece offerti per tutta la giornata.